Si è svolta questa mattina presso la prefettura di Gorizia la conferenza stampa per illustrare le operazioni di bonifica da parte della Marina Militare su un relitto austro-ungarico della Prima Guerra Mondiale ritrovato nei pressi del porto di Grado. Dopo la breve introduzione del prefetto Massimo Marchesiello, il capo ufficio storico della Marina Militare, il capitano di fregata Leonardo Merlini, ha spiegato che nel mare di Grado sono stati ritrovati i resti di una delle piccole unità litoranee appartenenti alla flottiglia lagunare della Marina austro-ungarica, che con base a Trieste dal 1915 operava sotto il nome in codice di Aquaduct. Il team che lavora sono 10 persone, naturalmente l'immersione viene effettuata da 2 operatori per volta. Si tratta di una barca da trasporto della Prima Guerra Mondiale che è carica di munizionamento da cannone. Questa è un'attività abbastanza delicata e quindi allo stato attuale non abbiamo una stima precisa perché non abbiamo una entità di carico definito. Riprenderemo appena le condizioni meteo lo permetteranno e con la prossima missione vedremo di avere un'idea un pochino più chiara per definire poi una roadmap per bonificare completamente il relitto. La flottiglia fu istituita per snellire il traffico sulla rete ferroviaria nella zona lagunare del Golfo di Trieste, effettuando rifornimenti via mare alle truppe e alle località situate tra la ferrovia e la costa. Si occupava anche di svolgere i lavori di dragaggio dei fondali, manutenzione dei natanti e polizia fluviale lungo il lato a mare del fronte tra Venezia e Trieste, potendo contare sulla disponibilità di diversi rimorchiatori, cannoniere, batterie costiere e reparti di vigilanza costiera. Dal 1917 la flottiglia lagunare venne incaricata anche del trasporto di truppe verso il fronte durante le numerose battaglie con l'esercito italiano che hanno insanguinato le nostre terre e i nostri mari, perché l'armata italiana sul lato al mare poteva avvalersi delle artiglierie installate sui numerosi pontoni armati schierati dalla Regia Marina Italiana. Con la distruzione dei ponti e delle ferrovie da parte delle truppe italiane, durante il ripiegamento verso il Piave, la sopravvivenza dei militari austriaci poteva essere garantita soltanto dagli approvvigionamenti trasportati dalla flottiglia lagunare. Si ha notizia di una nave, probabilmente un trabaccolo, che durante il viaggio verso il fronte si capovolse e affondò davanti a Grado, trascinando con sé un cannone con le relative munizioni che trasportava. Il relitto, scoperto lo scorso dicembre durante l'immersione scientifica, potrebbe essere ciò che ne resta. Localizzato a circa 2,5 miglia nautiche dal porto di Grado, il relitto è stato subito oggetto di un sopralluogo condotto da parte dei sommozzatori della Polizia di Stato ed essendo stata rilevata a bordo la presenza di residuati bellici, la Prefettura di Gorizia ha richiesto l'intervento del COMSUBIN, il raggruppamento subacquei di incursori, per effettuare un intervento di bonifica d'urgenza. Il capitano di fregata Bruno Rocca, comandante del gruppo operativo subacquei, durante la conferenza stampa ha spiegato che sinora sono state effettuate 28 immersioni per un totale di 54 ore di lavoro e sono stati rimossi 84 proiettili da 104 mm, 92 da 76,5 mm e più di 2000 proiettili da 8 x 50 mm, distrutti in zone delimitate delle acque gradesi. Era previsto per oggi l'inizio delle ulteriori operazioni di recupero e bonifica degli ordigni esplosivi, ma le avverse condizioni meteo hanno costretto al rinvio. Dall'analisi delle immagini subacquee sinora acquisite attraverso il side scan sonar, non si è ancora in grado di stabilire qual è la mole dei residuati bellici ancora da bonificare, né se tra i resti è possibile rinvenire cannoni o altro materiale che potrà essere consegnato alla storia. Attualmente stiamo lavorando a una profondità di circa 10 metri.